Sto bene, torno a casa tra qualche giorno. Una conversazione brevissima. Così è Jari Gensare, la quindicenne scomparsa da casa mercoledì scorso, in una telefonata domenica sera alla mamma Feride. Da giorni proseguono le ricerche della giovanissima. Mercoledì pomeriggio era uscita dalla sua casa di Campo San Piero per andare alla scuola serale che frequenta, ma lì in realtà non è mai arrivata. Preoccupatissima la mamma aveva sporto denunce ai carabinieri e lanciato ripetuti appelli diffondendo foto della figlia e sostenendo si trattasse di un possibile rapimento. Uscita di casa con 2 cellulari, Ajari aveva riacceso a tratti i telefoni permettendo agli investigatori di localizzare una sua traccia nei pressi della stazione ferroviaria di San Giorgio delle Pertiche, dove in questi giorni era in corso un evento che ha attirato decine di migliaia di persone. Impegnati nella ricerca i carabinieri coordinati dalla prefettura di Padova, che sabato hanno perlustrato l'area nei pressi della casa di Ajari con i cani molecolari, riuscendo a rintracciare lo zaino con i libri all'interno. Ieri sera la telefonata, una notizia confortante, ma a casa Jari non è ancora tornata. È alto 1,70 m, pesa circa 75 kg, ha lunghi capelli neri spesso raccolti. All'uscita di casa indossava un top nero, un giubbino nero con pelliccia marrone sul cappuccio, pantaloni neri, un paio di Nike bianche con il baffo rosso. Chiunque abbia sue notizie è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine che stanno continuando le ricerche.